E dalla cronaca europea passiamo alla cronaca locale. Negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, nei quartieri ovest della città, in particolare in Borgo Trento, ma non solo, Quinzano, Avesa, Saval, si stanno susseguendo e stanno crescendo atti di vandalismo nelle ore soprattutto notturne. Come vediamo dal sito veronadaily.it, quartieri abbandonati, Bozza, il consigliere regionale, ha scritto addirittura al prefetto per sottolineare insomma questi fatti che continuano e che ovviamente mettono in grande apprensione gli abitanti proprio di questi quartieri, cittadini che si stanno anche confrontando sui social, in particolare sui gruppi Facebook. In quella zona c'è un gruppo Facebook molto popolare e frequentato, si chiama Gruppo Borgo Trento ed è gestito da Paolo Padovani, che è in linea con noi. Benvenuto Paolo. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Ben ritrovato. Allora, quello che sembrava all'inizio una bravata sporadica, eccetera, sta diventando un fenomeno da contrastare assolutamente. Nelle ore notturne, dicevamo in Borgo Trento, ma non solo, episodi inqualificabili, gomme bucate e cittadini che all'indomani, alla mattina, si ritrovano appunto così a piedi senza poter utilizzare l'auto e immaginiamo anche il fastidio. Cosa sta accadendo in Borgo Trento? Ci piacerebbe saperlo. Purtroppo siamo già al quarto giorno, o meglio, quarta notte di danni, c'è chi li ha subiti anche per due volte sulla stessa autovettura o su tutte le proprie autovetture di famiglia. Si continua con questi tagli sulla parte laterale della gomma con una maniacalità, con una serialità che io non sono criminologo, non voglio farlo, però non sembrerebbe da bravata di ragazzini, ecco, questa è la sensazione che circola un po' sulla rete e sui social. Certo, è molto molto fastidioso ed sono una serie di episodi che si vanno a incastrare in un quadro di insicurezza, di furti nelle case, di poca luminosità, per citare un altro tema Certo. territoriale molto fastidioso. Qui vediamo una foto che ci siamo permessi di prendere dal vostro gruppo, citando la fonte, un'auto parcheggiata in una delle vie del quartiere proprio con le gomme a terra, una delle tante segnalate all'interno del vostro gruppo e all'interno del vostro gruppo, Paolo, c'è chi anche si rende volontario per delle ronde notturne, ecco, magari una proposta impraticabile forse diciamo a livello logistico, ma questo significa che c'è tanta anche esasperazione. C'è esasperazione e non è stata una provocazione, è stato fatto. Dei ragazzi della zona nord di Borgo Trento, ad Avesa, a Quinzano, l'hanno fatto, anzi hanno anche segnalato, non so se una o più persone alla polizia, quindi anche con presunti risultati, il cui esito vedremo nei prossimi giorni. È chiaro che quando si parla di difendere i propri beni, come può essere un'abitazione, piuttosto che le auto in strada, a un certo momento, questo non per accusare le forze di polizia, purtroppo sappiamo che i mezzi sono limitati, non possono essere dovunque, in ogni momento. Ecco che scatta l'autodifesa del cittadino e speriamo che porti anche a dei frutti. Dicevamo prima, è intervenuto il consigliere regionale Alberto Bozza su questa questione, era intervenuto anche negli scorsi giorni Michele Croce che dice, lo vediamo dal sito veronadaily.it, vandalismo nei quartieri, uno spettacolo vergognoso per Verona. Tra l'altro il già presidente di AGSM punta il dito anche nei confronti di Federico Sborina dell'amministrazione dicendo che insomma c'è sempre meno controllo nei quartieri e che sono sempre più abbandonati e preda dei vandali. Ecco, senza entrare nel merito politico, Paolo, come si è evoluta la situazione nei quartieri negli ultimi tempi, negli ultimi anni? C'è effettivamente questo senso di insicurezza oppure si tratta di episodi concentrati nell'ultimo periodo che, come dicevamo, stanno provocando disagio? No, non sono episodi, è un'escalation che negli ultimi anni è aumentata in Borgo Trento come in altri quartieri. Lo dico con molta prudenza perché è chiaro che la campagna elettorale che è iniziata con una lunga rincorsa amplifica qualsiasi considerazione,
però all'aumentare di un forte degrado sociale non c'è stata una risposta pronta da parte di chi doveva darla, che sia il governo, che sia l'amministrazione, che siano le forze di polizia che purtroppo pagano carenze di mezzi e di uomini. Il degrado avanza, non è stata data una risposta in generale, credo che sia ora di darla ognuno con le proprie possibilità decisionali in modo molto molto forte, perché altrimenti ci troveremo con dei seri problemi sociali. In particolare sugli episodi vandalici che si sono registrati negli ultimi giorni si è fatto il punto anche sul tavolo sicurezza, appunto con il prefetto, con la polizia locale, con il sindaco Sborina. A quanto ci risulta si sta indagando, si sta facendo qualcosa per individuare i responsabili. Risulta anche a te questo? Sì, mi è stato detto da tuoi colleghi, anzi di più, stamattina qualcuno sul gruppo ha scritto che addirittura era stata presa una persona, fermata una persona, perché si parla, ripeto, Vox Populi, si parla di una persona sola e non di una gang o di un gruppo di persone. Ben venga il Comitato per la sicurezza, purtroppo vediamo che per quanto anche l'amministrazione e le forze di polizia locale si sforzino, prendo il caso di ieri della retata fatta su un autobus, hanno trovato persone con etti di droga, persone che oggi sono libere di scorazzare in giro con la loro droga come nulla fosse successo. Quindi il problema è a monte, è quello di un degrado sociale, ma soprattutto della mancanza di risposta da parte di chi dovrebbe darla. Chiudiamo appunto con il gruppo Borgo Trento, un gruppo che amministri, che ha delle regole ben precise e rappresenta un punto di riferimento importante, soprattutto in questo periodo dove le relazioni sociali a causa della pandemia evidentemente sono limitate e quindi ci si ritrova sul web proprio per condividere ansie, paure, idee, ma anche insomma così progetti. Come stai vivendo questo ruolo di amministratore di una pagina, appunto, ripeto, per quel quartiere di riferimento ormai? Beh, non è facile, tanto preciso che non lo amministro da solo, ma c'è proprio una collega che è tra l'altro delle forze dell'ordine, quindi monitora anche la situazione. Non è facile perché è un grande contenitore di persone che contribuiscono anche costruttivamente, ma c'è una forte fascia di lamentele che spesso lasciano il tempo che trovano e portano a poco. Spiace perché una volta ci si trovava, questo gruppo si trovava anche in aperitivi, in cene, proprio per passare dalla conoscenza virtuale a quella reale e sociale, adesso non è possibile. Però è molto utile per conoscere le esigenze, per rappresentarle, è visto anche dai nostri amministratori locali, quindi anche loro Certo. riescono a pescare qualcosa di buono, di utile per il loro lavoro. Infatti vediamo che proprio all'interno del gruppo ci sono anche consiglieri comunali, quindi diventa davvero uno strumento utile, una lente di ingrandimento sul territorio. Paolo, grazie per essere stato con noi e speriamo davvero che questa situazione si possa risolvere nel più breve tempo possibile e comunque grazie anche alla vostra pagina, Gruppo Borgo Trento, si potrà arrivare sicuramente in maniera veloce a una soluzione non solo di questo problema, ma di tante altre criticità che riguardano il quartiere e la zona di Borgo Trento. Grazie per essere stato con noi, Paolo. Grazie a voi, buonasera. Buonasera. E noi adesso lasciamo spazio alla musica, all'informazione e poi torniamo tra poco con un nuovo ospite.